abbiamo il nostro approfondimento. Infatti qui oggi in studio abbiamo un uomo che, pensate, riesce a riciclare il 100% dei suoi rifiuti, il signor Giacomo Verdi. Salve. Buonasera. Buonasera. Il 100% dei suoi rifiuti, come fa? Quanti bidoni ha, per esempio, lei? 16 bidoni, cioè io vado oltre i bidoni quelli normali che uno, perché proprio ci tengo a essere preciso nella Quindi lei ha la plastica, carta, cartone, vetro, poi c'è l'umido, c'è l'organico. addirittura umido e organico. Certo. Ma ci può spiegare che cosa sono? L'organico sono le sostanze, diciamo, quelle vegetali, animali, quelle che insomma, la monnezza che da una volta. Ma lei dove ha raccolto queste notizie? Lavora per la CIA? Per i servizi segreti? Lo sa cosa sta combinando in città in questo momento? Cioè, grazie a lei molti operatori ecologici perderanno il lavoro. Grazie. Grazie, signor Verdi. Un minuto, cioè io faccio una cosa per essere preciso. Se questa cosa veramente dovesse andare in porto, tutte le persone che prima delle 18:30 giravano per la città sporcandola, buttando la carta ovunque, la plastica in mezzo alla strada, cosa faranno? Cosa farà? Vorrà dire che non prenderanno multe e che tutto ritornerà a una situazione civile. Perché lei c'ha un bidone per ogni cosa. Assolutamente sì. Sì, come per le scorie radioattive. Certo, le scorie radioattive Ci fondamentalmente. dissociamo da quello che sta dicendo Le il scorie signor Verdi. radioattive, il contenitore già ce l'abbiamo, Madre Natura ce l'ha dato, sotto la terra che fa? Mandiamo pure a casa Madre Natura? Ma che c'entra? Se li metti sotto te, poi evaporano e fanno male. Ma che sta dicendo? Lei non si rende conto che cosa sta provocando in futuro? Cioè, io per esempio che ho casa con il tetto in Eternit, che faccio? Lo levo, lo riciclo? L'Ethernet è pericoloso, lo deve levare su. Grazie, io sarò un senza tetto grazie a lei. Ma che E il c'è? silicone, il silicone. Il silicone è pericoloso, il silicone è inquinante. Certo, e mia moglie che c'ha il silicone deve toglierlo, così io sarò senza tetto e mia moglie senza tetta, grazie. No, è assurdo, è assurdo, è solo un ospite, noi non lo vabbè. conosciamo al di fuori di questa intervista. Vorrei chiederle, ma se per esempio il sottopasso di Viale Regione Siciliana, no? Quando si allaga, se dovesse andare come dice lei, non si allagherebbe più. Lei mi dice cosa scriveremmo noi su Facebook in quel caso? Magari diremmo pure che il sindaco è bravo? Cioè io non ho parole, lei si rende conto di quello che sta facendo? Mi state dando la colpa di me, mi cago, ma mi sto sentendo veramente. Ma fa bene a sentirsi così, si deve vergognare. Ma io ho fatto quello che dovevo fare, invece non so. Lei può ancora rimediare, signor In Verdi, che modo, scusi? e non a parole. Lei deve dimostrare qui a tutta la popolazione che vuole redimersi e quindi dimostrare come realmente un siciliano si deve comportare a cospetto della civiltà. Ma io a questo punto, ma sì, ma al suo punto, ma stiamo tutte Bravo, ma bravo, facciamo bravo, schifo. sì, Ma esageri, ancora di più. E i liquidi, ci vuole ne mettete qua, facciamo liquidi a temperatura. Esatto, questo è Scoop, quando l'informazione diventa Educazione.